Amici bellini, è tempo di giudizi, di voti, di pagelloni. È finita la stagione con mestizia, diciamo, perché uscire col Barcellona ci sta, era previsto, era prevedibile, però abbiamo la sensazione che si poteva fare quel di più, eh? Abbiamo la sensazione che avevamo cominciato anche bene, poi è successo quello che è successo sulla spinta clamorosamente non vista dal VAR. Come si fa a non vedere quando poi vedete la manina di Messi? Allora mi sa di una compensazione che non esiste proprio, ma la sensazione che nel secondo tempo potevamo fare di più, abbiamo addirittura più possesso palla noi, ma anche l'impressione onestamente che il Barcellona abbia tirato un attimo i remi in barca e ci abbia lasciato sfogare senza che poi noi creassimo grandi pericoli esagerati. L'immagine della partita è il portiere che invece di parare si appoggia al palo e lascia che Lozano prenda il palo. Mi dà, questa secondo me è l'immagine, io non devo nemmeno pararla questa perché tanto tu la butti sul palo. Ecco, questa è l'immagine di Barcellona-Napoli, dove si poteva fare qualcosa in più, sì, ma se poi leggi la formazione del Barcellona, se loro avessero deciso di accelerare un altro po', ci avrebbero probabilmente fatto ancora più male. Messi in forma, che vuoi fare? Ma passiamo senza indugio al pagellone enorme della stagione, dove se io mi dimentico di qualcuno è perché ha giocato poco o perché comunque è difficile ricordarsi tutto. Sembra 2 anni fa che c'era Ancelotti e invece quest'anno, quindi dobbiamo cercare di tenere presente tutte queste cose qua. Allora, Ospina e Meret, faccio un solo voto per i 2 portieri e do loro 6,5 e giustifico la vittoria della Coppa Italia, che i 2 portieri si devono dividere per la grande partita di Ospina contro l'Inter, l'ottima partita di Meret contro la Juventus, che ci porta comunque il trofeo a casa. Non dobbiamo dimenticare questa cosa qua, e in tempi di magra un trofeo te lo tieni stretto e i giocatori decisivi meritano quel voto in più perché è così. Poi è difficile anche avere questa gestione, chi gioca, chi non gioca, tu sei meglio con i piedi, io sono meglio a parare, è complicato per un portiere, una gestione che non ho amato sin dai tempi di Ancelotti. Devo dire che ha funzionato bene o male, ha funzionato, perché non abbiamo avuto grandi problemi di portieri, anzi hanno entrambi fatto ottime parate, ottimi interventi, spesso ci hanno salvato da debacle. Non ci dimentichiamo i paratoni di Meret in Champions League, non ci dimentichiamo le ottime parate che ha fatto anche Ospina. Quindi per me prendono 6,5 tutti e due. Questo non è un valore assoluto, per me Meret è superiore, anche riflettendo su alcuni vostri commenti, su alcune analisi. Probabilmente Ospina poteva fare qualcosa in più contro il Barcellona. Mi sto allungando assai, siamo solo ai portieri, vabbè, ma voi ve lo vedrete tutto e lascerete un like e un subscribe, perché questi sono gli ultimi video, poi si parlerà di calciomercato. Di Lorenzo gli do un 6+. Il più riguarda specialmente la buona stagione con Ancelotti, dove era l'unico, uno dei pochi che si salvava sempre e prendeva sempre più della sufficienza. L'ha voluto fare, ha dimostrato di fare il salto dall'Empoli a Napoli bene, ha una buona fisicità, una discreta corsa, ha fatto qualche gol. Insomma, Di Lorenzo, si può puntare su Di Lorenzo l'anno prossimo senza dire ci serve un terzino destro, quindi va bene. Poche certezze abbiamo e dobbiamo tenercele belle care. Yusai si prende 6 per aver segnato il suo primo gol, per essere sempre stato alla fine, soprattutto dall'arrivo di Gattuso, abile e arruolabile e non aver sfigurato. Ha dei limiti tecnici enormi, lo sappiamo, non è un giudizio sul giocatore ancora, però si è sempre fatto trovare là pronto, ha fatto anche più di quelle che sono le sue capacità tecniche, secondo me, in più occasioni e in più ruoli, quindi io gli do un 6 pieno di stima. Lo stesso 6 do a Maksimovic. Maksimovic ha alternato prestazioni strane, prestazioni horror, anche errori horror, a ottime prestazioni. Qui torniamo al discorso del chi deve essere il tuo partner, chi deve gestire la difesa, chi la deve comandare la difesa. Maksimovic è sembrato più in palla degli altri due, quindi si prende un 6 pieno, e chissà se l'anno prossimo sarà un titolare inamovibile. È un discorso che dobbiamo tenere presente. Chi non prende la sufficienza per me è Manolas, 5,5. Deluso, sono molto deluso da Manolas, ci aspettavamo, credo tutti, molto di più dal greco, che qualche gol l'ha pure fatto, però ha fatto degli interventi, mamma mia, dà proprio l'impressione di avere la papera incorporata, la cazzata incorporata che Sarri parlava su Koulibaly, e ce l'ha dimostrato Manolas. Molto spesso ci è sembrato distratto, non sul pezzo, è un po' fragile fisicamente, ogni tanto viene meno, insomma è difficile puntare proprio su di lui. Non è lui il nuovo Koulibaly, purtroppo non può prendere più di 5,5 per quanto mi riguarda. Koulibaly si prende 5, Koulibaly purtroppo si prende 5, è il migliore che abbiamo, è probabilmente
probabilmente tra i 5 migliori difensori al mondo, ma se tu affronti alcune gare con presunzione, altre con leggerezza, altre fai il partitone esagerato, però poi fai una cazzata che rischi la partita, no. Col Barcellona è stato l'esempio, dove sì, si può discutere sul rigore su Messi, però là stai distratto, sei uscito a pressare fino nell'area del Barcellona, errori concettuali gravi per uno che può essere considerato tra i migliori al mondo. E se arrivasse un'offerta, ragazzi, ci dobbiamo ragionare, perché sennò fai la fine di Allan. Mario Rui invece si prende 6 più, non 6,5, 6 più, perché è rimasto praticamente da solo su quella fascia, visto l'indisponibilità di Thuram, e ci ha messo tutto quello che ha e quello che non ha, perché ha dei limiti fisici importanti per giocare in Serie A, per giocare in Champions League, li sopperisce con tanta voglia, tanto impegno. Ha un buon sinistro, non è da sottovalutare il sinistro di Mario Rui, però fisicamente soffre molto spesso, meglio in avanti che in copertura, fa delle cose buone anche in copertura che io non dimentico, però ci serve un altro terzino, e quindi Mario Rui sarebbe l'ideale terzino di riserva in una formazione ipotetica che vuole puntare a qualcosa di importante. Passiamo ai centrocampisti, dove il primo che si becca il voto negativo è Allan. Partiamo dall'anno scorso a gennaio, quando praticamente le sirene del Paris Saint-Germain, dopodiché non è più tornato l'Allan che conosciamo, ha alternato qualche buona prestazione a prestazioni orrende, che è un Allan che è assoluto. Non dimentichiamo l'essere stato usato come centrale a volte da Ancelotti, poi dopo ha perso il posto in favore di Fabian, c'è stato un macello a centrocampo durante il periodo ancelottiano, però quando poi pure Gattuso arriva e ti aspetti che Allan è il giocatore più simile a Gattuso e Gattuso non lo fa giocare, vuol dire che mentalmente non ci ha dato quello che doveva darci, e quindi 5 e son generoso. Zielinski 6 meno, il 6 meno viene giustificato dal fatto che ha grandi mezzi fisici e tecnici e molto spesso li mette in mostra, però dà sempre la sensazione che non fa quel passettino in avanti dove fa il salto di qualità, e quindi 6 meno. È un giocatore che vale 7, è un giocatore che vale molto di più, tira di più perché ce l'hai, e prenditi delle responsabilità anche nel dribbling perché secondo me ce l'hai, e invece ci fa apprezzare ottimi stop a seguire, controlli orientati, ma non più di quello. È un giocatore che potrebbe dare molto di più. Fabian è un altro di quelli che potrebbe dare molto di più, 5,5, perché molti gol, quei gol che ha fatto ci hanno fatto arrizzare, alcuni anche decisivi, ha il lancio illuminante, ha l'assist eccetera eccetera, però la lentezza è esasperante, e quindi più di 5,5 non mi sento di dargli, per un giocatore che è giovanissimo ed è sotto gli occhi di tutti, che tutti lo vorrebbero. Se parli con gli juventini si vorrebbero pigliare a Fabian, se parli con gli interisti si vorrebbero pigliare a Zielinski. Ecco, perché da noi non devono esprimere tutto quello che gli altri vedono in loro, perché il potenziale, e allora dai di più, amico, altrimenti anche tu, quella è la porta e noi ci prendiamo qualcun altro che abbia più voglia. Uno che ha avuto voglia è stato Diego Demme, che si prende per me 6,5, risultando il migliore del centrocampo, perché Diego Demme da quando arriva cambia il Napoli semplicemente con la sua presenza, dando un equilibrio incredibile e aiutando Gattuso a trovare l'equilibrio che il Napoli non aveva, anche con l'arrivo di Gattuso, anche col ritorno a 4-3-3. Senza Demme il Napoli non funzionava e non faceva filtro. Con Demme abbiamo avuto quell'equilibrio che ci serviva e abbiamo conquistato praticamente una Coppa Italia grazie alle partite fatte con lui, e ci ha dimostrato tante belle cose: gioco semplice alla Jorginho, più interdizione, un po' a tutto campo quando sta bene. Può dare di più, anche lui sì, e magari il dualismo con Lobotka, che prende 6, giocatore pulito, equilibrato, che anche lui non ci ha dimostrato tantissimo perché ha avuto poche occasioni fondamentalmente. Possono entrambi giocarsi un buon posto da titolare a seconda del tipo di partita che vuoi fare al centro di questo centrocampo, che pecca di qualcosa ancora a livello di gol e di fisicità. Quindi noi quando andiamo a sostituire Allan ci serve una bestia alla Milinkovic-Savic, continuo a dire, quello è il giocatore che ci serve, grosso, tecnico, con i gol, interdizione anche un po', inserimenti e fisicità. Se lo trovano, giuntoli, vai, tocca a te. Elmas si prende 6 perché mi dimostra che secondo me il ragazzo ce l'ha, ha più personalità di Zielinski e di Fabian messi insieme, molto dinamico, ci prova anche il dribbling ogni tanto, fisicamente è tosto. Per me Elmas è uno di quelli che merita l'anno prossimo
di giocarsela con Zielinski, con Fabian per una di quelle maglie, e l'altro deve essere un titolare. Questo è il mio pensiero, attenzione. Insigne, passiamo agli attaccanti. Insigne 6,5. Nella debacle ancelottiana c'è stata tanta confusione, seconda punta, prima punta, non giocava più all'esterno, giocava a volte ala pura, insomma un macello. Però da quando è arrivato Gattuso ha ripreso anche la leadership di quella fascia, ha giocato bene, ha imparato a tirare i rigori, si è meritato anche di essere capitano, cosa che noi gli contestavamo all'inizio. Si è preso responsabilità anche importanti. 6,5 mi sembra un voto congruo per Insigne. Mertens invece prende 7 perché record assoluto di gol del Napoli, supera tutti, chiunque, e molto spesso è l'unico che ci ha dimostrato un attaccamento alla partita, la voglia di fare, anche se a volte anche lui l'ho visto un po' camminare. Cerchiamo di non dimenticarci delle cose, alcune partite in cui anche lui aveva mollato, però dobbiamo sempre, quando facciamo questi giudizi sulla stagione, ricordare: una volta preso l'obiettivo Europa League con la Coppa Italia era difficile vedere 11 leoni in campo, e quindi resta il 7 a Mertens, credo, per quello che ha fatto, per quello che ha raggiunto in questa squadra. Il postino, voto 7, è un lavoro complicato e anche un film commovente, quindi Lozano gli diamo 6 meno, non prende un'insufficienza perché l'abbiamo visto troppo poco. È chiaro che tu spendi 40 milioni, l'acquisto più costoso della storia del Napoli, la stella messicana, uno che ha anche esperienza internazionale, che ne ha fatte, ne ha viste di partite importanti, lo devi vedere nel suo ruolo naturale. E un po' è stato buttato come prima punta, un po' a destra, dove secondo me può far bene, però comunque pare preferisca a sinistra per rientrare e tirare. Non lo lanci in profondità perché le squadre non ti danno profondità. È difficile valutare Lozano per quanto possa dare o meno. Molti stanno dicendo Osimhen e Lozano si sono perfetti insieme, ma sono anche due giocatori veloci che devi vedere chi devi marcare. Sotto questo punto di vista puoi mettere in difficoltà le squadre avversarie, però serve anche uno che la palla gliela dà. Non lo so, dobbiamo valutare. Per me si prende 6 meno. Comunque iniziò anche bene, ricordiamo il gol all'esordio contro la Juve, dopodiché si è perso un po' per strada, ha giocato poco. Con Gattuso prima ti devi impegnare, poi dopo si è impegnato, ci ha dimostrato qualcosa di interessante, lo aspettiamo. Io direi che meriti una seconda chance, come merita secondo me una seconda chance prima della bocciatura Politano, a cui do anche a lui 6 meno. Sì, lo so, la palla sul sinistro, ti accentri e provi a tirare, oppure ti accentri e la lanci in mezzo, quello fa. Non ho visto grandi altri dribbling, non ho visto altre cose, ho visto però due grandi gol, uno nel set e uno nell'angolino basso, in belle azioni del Napoli, e uno che secondo me può finalizzare ed è anche abbastanza mentalizzato per fare la fase difensiva. Lo abbiamo visto che rientra. Se a Gattuso piacciono quelli col piede invertito su quella fascia, ci dobbiamo dimenticare del ruolo di Callecon, delle caratteristiche di Callecon, e voltare pagina. Che sia Politano, che sia Under, che sia Bernardeschi, questi sono quei mancini di cui si parla, o che possa essere un Boga adattato a destra, quindi col destro, o lo stesso Lozano, qualcuno che deve saper sacrificarsi come fa anche Insigne, ci servirà, e dobbiamo valutare queste cose qua. Callecon, citato, si prende 5,5, non posso dargli di più, non voglio dargli di meno. Grazie per i 7 anni di chilometri che hai fatto per questa maglia, hai fatto cose straordinarie, 80 gol, 80 assist, siamo a numeri buoni per un giocatore che non è una prima punta, però purtroppo il finale è stato abbastanza triste e dobbiamo voltare pagina, e tifiamo Napoli o tifiamo Callecon? Tifiamo Napoli, quindi alla prossima ci vediamo presto su questi social, va bene così. Dopodiché un Llorente gli diamo un 5,5 perché mi ha dato l'impressione di essere anche pericoloso, grosso e statico come sia, perché abbiamo detto che era un chiuovo dall'inizio, da quando fu comprato. Llorente è chiuovo, però Llorente chiuovo qualche golletto importante l'ha anche fatto, qualche rigore se l'è anche preso e non ce l'hanno dato, poi è sparito dai radar. Sarà colpa sua, sarà colpa degli infortuni, del fisico che non è più integro, l'età che ha ce l'ha. 5,5 e non gli puoi dare di più, non credo gli puoi dare nemmeno di meno per quello che ha giocato. Dopodiché a Milik gli diamo 5, una bella stretta di mano, e Cevarim, nel senso che Milik ha garantito, su questo canale ti sei visto sempre difeso, caro Arkadiusz, perché comunque hai numeri importanti per i minuti giocati, hai fatto gol, non sei mai diventato l'erede di Higuain, di Cavani e di Mertens, purtroppo.
è un po' per le tue caratteristiche che sono diverse, da seconda punta adattata a prima punta, quello che volete voi, non attacchi bene la porta, non attacchi bene il pallone e gli avversari, hai un grande sinistro, hai una fisicità che non sfrutti, ti ho sempre difeso perché gol bene o male l'hai sempre fatti e hai giostrato con la squadra con una discreta qualità, dopodiché se ti manca la voglia, tu centroavanti non puoi più esistere, non hai ragione di esistere, l'abbiamo visto anche col Barcellona, ritornata la voglia per essere guardato in ambito internazionale, gol di testa, cosa che non è il tuo fondamentale, ce l'hai sempre dimostrato, in leggero anticipo proprio per la voglia di segnare in fuorigioco, e allora vuol dire che era una questione proprio mentale dove hai staccato, il progetto Napoli non ti interessava più, hai sempre rifiutato tutti i rinnovi, vuol dire che devi andare da qualche altra parte, non si sa dove, visto che Sarri è una cosa, dove tu vai a fare anche la riserva e giochi ogni tanto, Sarri ti conosce, e puoi fare all'ombra di Ronaldo, crescere, va bene, ma senza Sarri non so se a Pirlo piaccia Milik, e adesso dobbiamo parlare di Pirlo, caro Andrea, vincere la 10ª stagione consecutiva non è facile, non è mai facile, cosa ne pensi di questa stagione? Queste sono le domande che farà Sky quando vincerà lo scudetto l'anno prossimo la Juventus. Da New York, Valerio Fluido è tutto, grazie per il vostro supporto. A proposito, noi abbiamo nuove magliette, nuove tazze che sono arrivate, che sono partite, quindi fatemi fare uno shout out all'amico Luca Cipolletta, che però in questo momento è tutto al contrario. Lo giriamo. Eccolo qua, Luca Cipolletta, gli è arrivato la tazza, un bacio, un abbraccio, e a tutti voi, e una menzione speciale va anche all'amico Alessandro Vitiello, il quale a detta sua mi offre una pizza, e io ringrazio tantissimo. Fai parte adesso degli amici Bellini anche su Telegram, ovviamente, per il tuo supporto. Ragazzi, un abbraccio grande, questo video è un po' lungo, ma se ve lo siete visti tutti siete veramente bellini, al di là dello store fluido.net, delle magliette, delle tazze, delle donazioni, siete bellini anche se vi guardate tutto il video, perché lo so, è difficile, non è facile, ma è difficile.